Buongiorno da Porto Tolle, dove siamo oggi? Oggi siamo a Luci sul Mare, siamo con l'amico Carlino che ci spiega cos'è questa associazione, un'associazione straordinaria perché tra l'altro segue una trentina di persone, di giovani e non giovani, con delle difficoltà, ma che comunque sono seguite da dei professionisti, da volontari. Quindi Carlino, spiegaci un pochino, tanto facciamo una camminata, Ah, vediamo dove sì, sì, siamo. sì. Allora, questo è il nostro centro, che noi siamo qua da 17 anni, qua come associazioni, e col centro è da 13 anni. Stiamo portando avanti dei progetti, questo qua è il progetto Ponte Per, che è un'iniziativa straordinaria e soprattutto molto moderna per i ragazzi diversamente abili. In questo momento abbiamo ospiti, ne abbiamo 21. E quindi fanno dal mattino che andiamo a prenderli con i nostri pulmini, poi li portiamo a casa verso le 15, le 15:30 e abbiamo ragazzi che per la provenienza è di 6 comuni limitrofi, quindi noi facciamo un po' di tutto, cioè dal laboratorio oggettistica, che quindi abbiamo uno dei laboratori più attrezzati, e, da- e quindi dopo tutti naturalmente i progettini che va da musicaterapia, teatro, che va da disco dance, soprattutto viaggi sul territorio, piscina e quindi mare, tutte queste cose che è nel nostro programma. Ci dicevi che all'interno hai come degli animatori volontari, ma soprattutto anche dei professionisti, e una psicologa. Ecco, noi abbiamo la psicologa naturalmente che settimanalmente controlla. Poi abbiamo due operatrici naturalmente che seguono i ragazzi, cioè tutte persone laureate, che seguono i ragazzi per quanto riguarda i lavori che vengono svolti e anche i progetti che vengono svolti. Ecco, c'è un limite di tempo che i ragazzi possono rimanere qua, nel senso un anno, due, tre, oppure fin quando c'è bisogno Noi, voi siete a disposizione? noi abbiamo ragazzi, siamo partiti 13 anni fa, siamo partiti con 6 ragazzi, adesso siamo arrivati a 21. Ci sono un sacco di richieste, però non possiamo esaudire queste richieste perché appunto ogni ragazzo ha diritto di un tot metraggio e quindi noi siamo al limite, ecco, con quei spazi. E quindi con dispiacere però siamo in attesa di poter quindi aumentare i spazi per poter come dire, accettare nuove richieste. Ecco, la domanda che mi viene spontanea, visto all'interno cosa fate, cosa riuscite a fare, quanto impegno c'è, risorse economiche da dove saltano fuori? Ecco, questo è il problema più grosso che noi abbiamo. Noi abbiamo il 5 per 1000 che ci dà, che Porto Tolle e diciamo, tutti gli abitanti ci riescono e quindi possiamo far fronte. Però è sempre poco perché noi, essendo un centro, come dire, privato, quindi dobbiamo con gli aiuti della gente, non solo della gente, ma anche i piccoli come dire, le cooperative, tutte le attività appunto di Porto Tolle. Il protocollo risponde, ci dicevi tra l'altro che c'è un ristorante, Bussana, che vi concede la piscina, quindi i trasporti, che qualcuno vi dà una mano, c'è una solidarietà diffusa nel paese. Sì, noi piano piano ci siamo fatti conoscere alla collettività, quindi nelle frazioni di Porto Tolle, e possiamo dire che c'è una risposta notevole e importante che ci dà la possibilità di andare avanti. Dopo teniamo conto, ecco, come hai detto tu, Bussana ci mette sempre a disposizione la piscina nel periodo estivo. Dopo abbiamo i bagni delle spiagge che ci danno una mano, poi il volontariato che riesce a fare delle cose che solamente il volontariato riesce a farlo, è sempre disponibile, naturalmente col cuore. Dopo teniamo conto anche dell'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questi locali molto, molto importanti, naturalmente a 0 lire, quindi voglio dire
è un supporto molto ma molto importante. E dopo le famiglie che anche loro danno un supporto, come dire, attivo, perché ogni ragazzo paga qui 200 euro al mese, quindi cerchiamo anche qui i prezzi stare i più bassi possibili, naturalmente rispetto alle esigenze, anche per aiutare le famiglie, perché questo è la nostra missione, diciamo. Qui siamo entrati in uno dei laboratori e siamo con Jenny. Buongiorno Jenny. Jenny Marchetti, cooperativa sociale Titoli Minori. Ecco qua, state vedendo all'opera i nostri utenti nel laboratorio artigianale, dove sono impegnati 2 o 3 volte a settimana, e ovviamente siamo già in tema natalizio. In realtà già da settembre che ci stiamo preparando per tutti i doni natalizi, a partire dalla scuola, l'amministrazione comunale, doni che facciamo privatamente a famiglie, eccetera. Hanno anche una funzione di terapia questi lavoretti? Nei giovani vedete, negli ospiti vedete un miglioramento della loro situazione? Noi sicuramente non parliamo di terapia, ma siamo all'interno di un centro aggregativo dove ogni persona ha le proprie potenzialità e capacità. Potenziando tutti i loro talenti riusciamo a realizzare il prodotto finale, quindi una sorta di lavoro a catena dove dal più piccolo al più grande contribuiscono alla realizzazione del prodotto finale. E cosa porta a casa lei alla sera dopo una giornata qua? Da 23 anni porto a casa tanta soddisfazione. Facciamo musicoterapia tradizionale con un gruppo dove si lavora prevalentemente sul ritmo, sulla voce e usiamo gli strumenti a percussione. E invece con il secondo gruppo facciamo un progetto che è un incrocio tra la musicoterapia e lo yoga, per cui partiamo dallo yoga per poi finire con le tecniche di musicoterapia e alla fine di rilassamento. E poi c'è Giacomo che invece facciamo anche con lui musicoterapia tradizionale, dove cerchiamo un linguaggio attraverso gli strumenti, perché Giacomo non parla e quindi cerchiamo un dialogo attraverso il suono. Voglio anche ricordare che il Ponte Perla è un progetto innovativo, no? Cioè è un progetto dove che i ragazzi che vengono qua, no, non è che stiano seduti lì e non fanno niente, no? Come che sia come dire, un passatempo, no, tipo asilo. Qui ognuno ha un suo compito e quindi cerchiamo di tirar fuori tutto quello che è possibile tirar fuori per quanto riguarda la demolazione e anche per quanto riguarda le proprie capacità. Ora, cioè è un progetto anche innovativo per quanto riguarda anche il dopo di noi, che noi facciamo anche il dopo di noi, dove i ragazzi a fine settimana vanno in un appartamento dove loro si preparano la casa, si preparano la cucina, si fanno da mangiare, naturalmente sempre seguiti da personale qualificato. Da cittadino polesano, da papà, vi ringrazio. Complimenti Carlino, a te e al tuo staff. Grazie a te, ti aspettiamo per una nuova intervista. E ne approfitto anche di ringraziare il comune di Portotole, perché come ti ha detto anche la Jenny, ogni anno ci dà da fare dei oggettini da dare a tutte le attività di Portotole, quindi è il lavoro che noi facciamo nei mesi invernali.